Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Economy FVG. Questa avrebbe dovuto essere una settimana decisiva nell'ambito dell'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank. Ieri infatti era previsto il pagamento dei warrant e delle azioni per gli azionisti che avevano aderito all'OPA. Ieri sarebbe stata fissata anche l'assemblea dei soci, quella che avrebbe dovuto dettare la nuova linea della banca, la nuova governance. Niente invece di tutto questo, nonostante l'OPA sia andata molto bene, con dati che erano arrivati a superare il 70% della quota di capitale sociale di Civibank in mano a Sparcasse, eppure tutto è congelato. Perché? Perché il 20 maggio, venerdì scorso, proprio a poche ore dalla fine dell'OPA, è arrivata la sospensiva da parte del Tribunale amministrativo del Lazio, il TAR, che ha bloccato tutto, accogliendo in parte, almeno in maniera sospensiva, il ricorso fatto dall'attuale CDA di Civibank, che chiedeva appunto lumi su quella che era l'OPA, sulla legittimità dell'OPA, perché secondo i vertici della banca di Cividale quest'OPA non è legittima perché violerebbe la legge Amato, che impedisce alle fondazioni bancarie, Sparcasse è controllata per oltre il 65% dalla fondazione Sparcasse, di acquisire nuove realtà bancarie al di fuori del territorio regionale. Ecco, questo era il quadro per dire che siamo arrivati dove? Siamo tornati al punto di partenza. Abbiamo titolato appunto questa trasmissione Il gioco dell'OPA, perché tanti passi sono stati fatti, ma da dicembre scorso, quando è stata lanciata l'OPA, eppure ci ritroviamo alla fine, a scadenza, ad essere tornati quasi al punto di partenza. Deciderà la giustizia. Ne parliamo questa sera con i nostri ospiti, ve li presento subito. Buonasera, grazie per essere tornato a trovarci al professor Stefano Miani, professore ordinario di economia degli intermediari finanziari dell'Università di Udine. Grazie professore. E con noi c'è anche Silvano Chiappo, rappresentante dell'Associazione dei piccoli azionisti di Civibank, peraltro già vice direttore di Civibank e adesso candidato in lista, per la lista Sparcasse per il Consiglio di amministrazione. Buonasera Chiappo. Buonasera. Allora, fatte queste premesse, rifacciamo un piccolo passetto indietro a proposito di gioco dell'OPA e ritorniamo a venerdì, quando appunto c'è stata la sospensiva del TAR, e lo rivediamo in questo servizio. La telenovela finanziaria sull'asse Cividale-Bolzano si arricchisce di nuove puntate, con un finale tutto da scrivere. L'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank al momento è congelata. Questa la decisione del presidente della sezione seconda quater del TAR del Lazio, che ha disposto la sospensiva del provvedimento Consob, con cui era stata autorizzata la pubblicazione del documento d'offerta. Il tutto fino alla decisione collegiale che sarà assunta a seguito della Camera di Consiglio del 31 maggio. Il provvedimento è stato preso da parte del giudice monocratico, che ha deciso per la sospensiva, visto il breve lasso di tempo tra la data dell'udienza e il regolamento delle offerte, fissato il 25 maggio, data in cui era anche prevista l'assemblea dei soci, che sarà spostata più avanti. Il TAR dunque si esprimerà solo a fine mese nel merito del ricorso, con il quale Civibank chiede l'illegittimità dell'OPA per l'eventuale violazione della legge Amato. A seguito della decisione, l'efficacia del provvedimento Consob e del documento di offerta è attualmente provvisoriamente sospesa, con conseguente stop anche della raccolta delle adesioni, che sarebbe dovuta terminare proprio oggi. Bloccati anche i pagamenti di azioni e warrant e il relativo trasferimento, finché il TAR non darà un giudizio di merito. Sparcasse fa sapere in una nota che confida che il ricorso cautelare sarà rigettato in quanto inammissibile e infondato, come peraltro ritenuto anche da Consob e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che il provvedimento di oggi abbia pertanto solo l'effetto di aver rimandato la chiusura delle offerte pubbliche di acquisto. Civibank dal proprio canto ha accolto con favore la decisione e assieme ai propri legali sta studiando le prossime mosse. Tutto in stand-by dunque, almeno per altri 10 giorni. E allora, professor Miani, siamo ritornati quasi alla casella del via. Secondo lei, il giudizio, la Camera di Consiglio è prevista per il 31 maggio, forse in quel giorno lì la sentenza, forse il giorno dopo, bisogna aspettare ancora un po', però se lo aspettava, che cosa può succedere? Ma se ho capito bene, il 31 maggio non ci sarà una sentenza nel merito, ma ci sarà solo la decisione sulla sospensiva o meno, quindi poi... Sulla sospensiva, diciamo, è già stata accolta? No, questa non è proprio momento una sospensiva, ma è un congelamento. Un congelamento, certo. La sospensiva si dà per sospendere l'effetto poi dell'autorizzazione. Dopo ci sarà una sentenza che decide se era legittimo o no. Non credo che il 31 vadano direttamente a decidere nel merito.
decideranno solo se dare la sospensiva o meno, da quello che ho capito io, però non sono un giurista e ho informazioni lette sui giornali, quindi credo che sia questa un po' la situazione. Dal mio punto di vista, premesso che non ho nessun interesse diretto nella questione, non sono azionista, io credo che tutto sommato una volta che si comincia a entrare in vertenze giudiziarie c'è un po' più che il gioco dell'Oca o dell'Opa, c'è un po' una lotteria, nel senso che soprattutto nel nostro paese non siamo in grado di dare valutazioni probabilistiche di quale sarà l'esito, perché è veramente una lotteria quello che poi viene deciso. Da un punto di vista generale credo che sia comunque nell'interesse di tutti che poi le decisioni non vengano a modificarsi, quindi forse è anche opportuno questo congelamento di pochi giorni, perché sarebbe stato molto peggio magari pagare le azioni e dopo 10 giorni chiedere i soldi indietro, dal mio punto di vista. Quindi la sospensiva non è definitiva, se come dicevo prima poi nel merito si dovrà giudicare più avanti, ma è un po' già un orientamento, nel senso che tende a prevalere un po' il dubbio che poi non ci siano del tutto le condizioni, salvo che poi la decisione viene presa dopo. Se invece non ci fosse la certezza assoluta, allora probabilmente la darebbero la sospensiva. Quindi qui staremo a vedere, però il fatto di aver congelato io lo vedo anche come un atteggiamento responsabile da parte del TAR, perché per pochi giorni avrebbe potuto creare ulteriore confusione. Poi, dopodiché, quello che potrà accadere magari ne parliamo dopo. Sì, bisogna anche dire che tra l'altro forse il primo caso in Italia di questo tipo, per cui anche chi dovrà giudicare, insomma, si troverà a giudicare senza avere un pregresso, e quindi anche forse qui c'è la difficoltà. Infatti diciamo che in un primo momento questa sentenza, questo fascicolo era stato assegnato a una sezione del TAR, poi è stato rinviato a un'altra sezione del TAR, proprio anche per far capire questa difficoltà nel capire, di entrare bene nel merito. Ma io nel merito, se dovessi dire la mia opinione, ripeto, non da giurista, ma così ragionando in senso economico, non giuridico, se c'è un vincolo che riguarda la fondazione, casomai va richiamata all'ordine la fondazione. Quindi se dovessi decidere io prenderei un provvedimento, se legittimo, nei confronti della fondazione, inibendo di ridurre la quota di controllo. La banca non è direttamente controllata dalla norma Amato, no? Quindi indiretta, però è una questione giuridica, quindi poi bisogna vedere come interpretano i giudici. Nella sostanza, secondo me a questo punto vale veramente la pena di aspettare qualche giorno, perché, e poi speriamo che qualunque cosa venga decisa non si vada ad appelli in Consiglio di Stato, eccetera, se no rischiamo di andare avanti anni. Sì, perché poi qualsiasi sarà la decisione c'è il rischio infatti che questa venga impugnata, ci sia un appello e che la giustizia, come ricordava lei, possa essere così lunga. Naturalmente questo va a svantaggio soprattutto degli azionisti, dei piccoli azionisti. Abbiamo qui in studio il rappresentante dell'Associazione dei Piccoli Azionisti, Silvano Chiapo. Avevamo invitato anche l'altro comitato, il Comitato Soci Amici della Banca di Civibank, che è su altre posizioni, che tra l'altro ha promosso anche delle azioni giudiziarie, la segnalazione alla Consob. Li abbiamo invitati, ci hanno fatto sapere che come comitato, dopo attenta valutazione, scrivono in una nota: abbiamo preferito non partecipare alla trasmissione pur rispettando tutti i partecipanti e ringraziando anche l'emittente per non correre il rischio di scendere in un'ulteriore situazione conflittuale che forse oggi è quello che meno serve agli azionisti. Ribadiamo però fortemente la nostra posizione di aver sostenuto le nostre istanze al fine di tutelare tutti gli azionisti ed entrambe le banche. Noi chiediamo la verifica del rispetto di quanto prevede la legge in materia di diritto bancario e fondazioni a tutela di tutti. Questo fa sapere il Comitato Soci Amici della Banca Civibank. Chiapo, insomma, è giusto che chi può immaginare che ci sia qualcosa che non va, comunque chieda alla giustizia: verifichiamolo. Certamente sì, diciamo anche che il congelamento
secondo me era un atto dovuto perché altrimenti si procedeva con il pagamento e quindi diciamo un atto che poi difficilmente diventava revocabile, quindi diciamo si è lasciato spazio alla sezione indicata come competente per dirimere questa questione, diciamo che si esprima in via definitiva, quindi fino qui ci siamo. Sul fatto che si siano fatti i ricorsi, beh, diciamo su questo perlomeno mi permetto di porre alcune domande, cioè della serie: c'è stato un percorso lungo, per certi aspetti condiviso, per certi aspetti anche diciamo, pietito, perché diciamo, l'aumento di capitale non si riusciva a chiudere verso una controparte che già si conosceva come controllata da una fondazione e che nel momento in cui doveva completare la sottoscrizione del capitale sociale si sapeva che avrebbe superato la soglia del 10% in cui sono richieste alcune autorizzazioni. All'epoca, quando diciamo, serviva, nessuno si è posto nessuna domanda, anzi è stato un partner interessante Sparcasse perché ha risolto un grosso problema, perché non oso immaginare cosa fosse successo qualora diciamo, l'aumento di capitale non fosse stato perfezionato. Ora diventa il nemico diciamo, in qualche modo da combattere. Da privato cittadino dico, non essendo giurista ma anche lasciando diciamo, a chi ha le competenze che prenda delle decisioni di merito, ma dico se entro nel merito della possibilità della controparte di fare una certa operazione, uno lo dovevo fare prima diciamo, di coinvolgere in un'operazione lunga, complessa e costosa, due diciamo, non vedo perché ostacolare essendo così rigorosi adesso a indagare sul fatto che possa fare o non possa fare l'operazione nel momento in cui stava andando via liscia. Io, diciamo, al di là di tutto, noto un grosso problema e diciamo, per me valgono i fatti, ma soprattutto vuol dire il tessuto sociale, economico e i tanti dipendenti che lavorano in stato di difficoltà, del fatto che questa situazione, finché non porta a una decisione finale, porta molta confusione, chiaramente porta dei costi notevoli, sia per una parte che per l'altra, che poi alla fin fine, diciamo, anche qualora l'OPA non andasse, mettiamo, sono a carico della banca e quindi degli azionisti. In più, diciamo, porta un rischio di reputazione, cioè alla banca di Cividale mancava tutto fuorché, diciamo, che avesse ancora un'ulteriore caduta diciamo, di questo tipo, visto che diciamo, è più presente nelle aule giudiziarie negli ultimi 10 anni che non sul mercato, e questo diciamo, per un'azienda mi pare che non va bene. Io sono un aziendalista per natura, per cui dico molto rispetto per il mercato, molto rispetto per i clienti, molto rispetto per i soci che in questo caso hanno investito anche cifre importanti, e soprattutto anche per i tanti collaboratori che in questa situazione diciamo, di non governo a questo punto certamente non possono essere né diciamo, di sostegno ai tanti soci diciamo, che si sono rivolti anche con molte perplessità, né nel servizio quotidiano che devono rendere diciamo, come un'azienda bancaria è chiamata a rendere. Grazie, allora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi perché poi tocchiamo altri temi, soprattutto quelle che possono essere anche le conseguenze in un verso e nell'altro, tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG il gioco dell'OPA, ovvero la vicenda dell'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank, tutto congelato in attesa appunto di fine maggio, quando il TAR del Lazio si esprimerà, o i primi di giugno, insomma sulla vicenda, sull'eventuale legittimità di quest'OPA. Quindi abbiamo detto potrebbe tutto proseguire come stava andando oppure potrebbe tutto essere annullato. Professor Miani, diciamo ci sono due piani: il piano della scelta degli azionisti che hanno deciso in maniera più blanda all'inizio, poi sempre di più di vendere le proprie azioni, tant'è che la quota di capitale di Sparcasse è salita oltre il 70%, e dall'altra parte questa decisione del TAR di congelare tutto con il ricorso promosso dai vertici di Civibank. Qualcuno ha detto ma forse bisognava fare prima il ricorso, bisognava dirlo prima, non magari nel momento in cui si è visto che diciamo, sul campo la battaglia finanziaria era stata persa, e allora trasferirla nelle aule dei tribunali. Ma questo è, diciamo che non è un giudizio tecnico, è un'opinione, quindi si può essere d'accordo o meno, ma
non è, sì, non credo che sia rilevante a questo punto. È così, prendiamone atto. Per quanto riguarda invece gli azionisti, qui invece è rilevante il fatto perché insomma si aspettavano ieri di trovarsi magari nel conto corrente i soldi, qualcuno magari già mettendo in conto di averci rimesso perché aveva acquistato le azioni a prezzi più alti, qualcun altro che invece le aveva prese diciamo al momento dell'aumento di capitale facendoci anche un affare, però in realtà questi soldi di fatto sono lì fermi e bloccati. Ecco, quanto gli azionisti vengono penalizzati in questo momento da tutta questa situazione? Ma diciamo che se la cosa si chiude entro la fine del mese, qualche giorno sì, può dar fastidio, ma non è un problema rilevantissimo. Se invece poi si innesca un contenzioso che continua perché poi si va nel merito, poi si va in appello, eccetera, potrebbe diventare una situazione anche abbastanza delicata per qualcuno magari che aveva già in qualche modo impiegato la somma che doveva incassare, quindi potrebbe diventare anche una questione un po' difficile in qualche caso, però bisogna vedere caso per caso ovviamente. Ecco, Chiappo, per quanto riguarda i piccoli azionisti, insomma lei li rappresenta in questa associazione, sicuramente guardano in questo momento insomma, con perplessità tutto quanto, insomma sembra una vicenda insomma, per certi contorni anche grottesca. Senz'altro sì, sono d'accordo col professor Miani, non sono i 5-6 giorni di ritardo nel pagamento, è la preoccupazione che dopo 5-6 giorni la situazione non sia risolta e quindi diciamo, si prospettino i tempi della giustizia che sono sempre molto incerti. Allora a quel punto chi aveva fatto delle considerazioni, delle valutazioni e visto l'alta percentuale di adesioni aveva anche fatto una scelta di campo, potrebbe essere molto danneggiato. Io però diciamo, sottolineo un aspetto, l'OPA è una cosa, lasciamo che diciamo, il TAR adesso esprima il suo primo giudizio, l'altro discorso è un po' la governance della banca, cioè io vedo a questo punto, visto che oggi doveva essere proclamato anche il nuovo CDA, l'approvazione del bilancio, i dividendi e quant'altro, vedo come dire, un ostaggio, diciamo, una banca in ostaggio di un CDA diciamo, molto spaccato, perché per prendere una decisione di ricorso di sospensiva ha fatto 3 sedute in un giorno, riuscendo a mettere insieme diciamo, una maggioranza risicata di 5 persone su 9 dopo 3 sedute giornaliere, quindi vedo anche diciamo, molte perplessità all'interno del Consiglio, ma soprattutto la legittimità di questo Consiglio, in un momento in cui i numeri dovrebbero parlare chiaro, perché diciamo, penso che dalle stime che abbiamo fatto il 40% abbia votato per la lista sparcasse, il che significa che sostanzialmente oggi avremo una nuova governance che potrebbe ragionare in termini diversi e questo diciamo, ha spaventato moltissimo perché questa diciamo, rappresentanza aziendale sostanzialmente non è più legittimata perché sostanzialmente è stata eletta con un 3-4% all'ultima assemblea e oggi un 40% che ha già espresso la sua volontà non ha prodotto gli effetti che normalmente un'assemblea dovrebbe produrre. Per cui diciamo, trovo una situazione estremamente imbarazzante perché diciamo, il nuovo CDA poteva anche, anzi doveva, e forse è questo che faceva paura al CDA uscente, prendere delle decisioni che potevano essere anche di ritiro dei ricorsi e questo ovviamente spaventava. Perché? Perché tutto sommato tutta questa guerriglia veniva a cessare lasciando spazio a quello che invece è fortemente necessario che è un rilancio della banca portando serenità, certezza, diciamo creando sinergie fra due gruppi che fra l'altro sono due banche che non sono proprio così differenti per dimensioni fra di loro e quindi diciamo, dovevano trovare anche diciamo, quell'assetto organizzativo che producesse effetti di efficienza per entrambi e desse anche serenità a chi ci lavora e soprattutto alla clientela che diciamo, essendo in questo rapporto
bivalente fra socio-cliente è fortemente imbarazzato, perché vede che la banca dove diciamo, intrattiene i propri rapporti è una banca che ormai non la riconosce più, cioè non sa più da chi è condotta, con quale logiche, con quale spirito, il perché di tutte queste diciamo, lotte intestine. Cioè, vuol dire, non è neanche la prima causa che si sviluppa in tribunale, cioè, mi sembra che questa sia una sequenza e uno stile ormai. Io penso che in azienda invece ci voglia serenità per gestire bene Lei le avrebbe cose. preferito che si fosse fatta comunque l'assemblea dei soci a fronte di questo, o bene ha fatto, nel suo caso insomma, lo spiegava prima, comunque il CDA attuale di Civibank giustamente ha rinviato dicendo aspettiamo prima che si esprima il TAR e poi ricalendarizziamo l'assemblea dei soci dopo? Allora, mentre per l'OPA ho grande rispetto di quello che deciderà il TAR, e pur avendo le informazioni diciamo, di merito e tecniche propendo per una soluzione positiva, però diciamo, non sono un giurista e non voglio esprimermi, anche perché fra una settimana lo farà qualcuno più competente di me. Invece per quanto riguarda l'Assemblea, su quello ho idee molto chiare, cioè non sono due cose completamente slegate, cioè l'OPA riguarda il trasferimento di azioni, invece l'Assemblea è il voto espresso da chi le azioni le ha già in portafoglio e quindi è legittimato ad esprimere diciamo, il suo giudizio, e l'Assemblea diciamo, è un'entità sovrana, per cui diciamo, il Consiglio, dopo che ha convocato, prima convocazione il 20 di aprile, 29 di aprile, seconda convocazione anche qui stranissimo, dopo quasi un mese, il 26 di maggio, oggi immotivamente dal mio punto di vista, proprio perché le due cose sono slegate, sospende l'effetto di questa assemblea, dove una maggioranza qualificata, da quanto mi risulta, si è espressa invece in un certo modo. L'OPA è un'altra cosa. Però se l'OPA fosse annullata, chiedo a lei professor Miani, a questo punto anche le quote ritornerebbero a essere quelle precedenti, non si parlerebbe più, la partita non si gioca più con le quote nuove dell'adesione. Se qualcuno dice no, è illegittima, si ritorna da capo. Chiedo a lei. Chi lo chiede? Sì, diventa difficile anche poi andare in assemblea. Chi decide? Con i voti di chi? Con le azioni di chi? Con quelle che sono state vendute in queste settimane? Sono d'accordo sul fatto che siano due problemi distinti, l'OPA e l'esecuzione dell'OPA e l'assemblea. Temo però che davanti a un'assemblea svolta prima della sentenza di fine mese ci sarebbe forse un potenziale rischio di un'impugnazione dell'assemblea per quanto riguarda il diritto di voto sui titoli su cui si è data delega, e la delega è collegata alla cessione, quindi o bisognerebbe rifar girare le deleghe a prescindere dalla cessione, ma credo che valga la pena aspettare qualche giorno. Certo, il rinvio deve essere nell'immediato spazio successivo alla sentenza, ma per semplificare le cose, per togliere di mezzo almeno un possibile contenzioso sull'assemblea, perché se poi l'assemblea si svolge, vota come ritiene e poi la parte soccombente fa ricorso anche su quello, innestiamo un altro meccanismo ulteriore. Io credo che insomma, nel mondo delle attività economiche meno si ricorre ai tribunali, meglio è. Nei paesi forse, anche se diciamo che l'Italia è la patria del diritto, io ho qualche dubbio, ma nei paesi un po' più civili usano gli arbitrati quando ci sono, e magari in tempi molto rapidi, quindi mantenere delle situazioni di contenzioso magari per anni diventa un danno per tutti. Sì, proprio il nocciolo della questione secondo me è proprio e quindi questo. Se facciamo l'assemblea e poi chi perde in assemblea impugna l'assemblea dicendo che quello non poteva votare o cose di questo genere, alla fine non veniamo più fuori. Poi sull'assemblea decide il tribunale, i tempi della giustizia civile italiana sono anche più lunghi di quelli della giustizia amministrativa, quindi
Cioè, è una situazione molto delicata. È un rischio che si corre comunque, perché potrebbe, il TAR dar ragione a Civibank, però allora a quel punto lì Sparcasse potrebbe fare un controricorso. Allora quando si fa l'assemblea? Subito dopo bisogna aspettare l'esito del controricorso? Cioè i tempi dell'economia, i tempi della giustizia non possono andare di pari passo, e qui ci sono famiglie, ci sono imprese che hanno bisogno di credito. Credo che fermo rimanendo che non sarà la parola definitiva, immagino quello che decideranno il 31, però sarà dirimente per gli atti successivi. Dopodiché, se fra 2 anni viene fuori che c'è qualcosa che non andava, ma non è che si può tenere fermo la banca 2 anni perché ma 5-6 giorni fare l'assemblea, rischiare di avere un altro contenzioso anche sull'assemblea, forse non ne vale la pena per nessuno, non lo so. Sì, è già abbastanza ingarbugliata la situazione così come adesso, diciamo. Anche se si potrebbe immaginare di disapplicare il diritto di voto sulle deleghe, non lo so, ma probabilmente il risultato sarebbe lo stesso se quello che diceva Chiappo era presente ai numeri. Adesso non so quanti erano i votanti, perché dobbiamo tener conto che siamo in presenza di una società che era una cooperativa e è diventata una SpA. E quindi le logiche sono completamente diverse. Una volta si votava per teste, adesso si vota per capitale. Quindi potremmo anche immaginare che Sparcasse con la quota di azioni sua senza bisogno di altro abbia la maggioranza, non lo so, o forse no. È tutto ipotetico perché non c'è mai stata una votazione post trasformazione, quindi non sappiamo quali sono gli equilibri, gli assetti, non sappiamo nemmeno se gli azionisti che hanno poche azioni hanno voglia di andare in assemblea, non so quanta gente andava prima, ma mi sembra abbastanza pochi, quindi il numero di azionisti è abbastanza alto. Io credo che valga la pena aspettare qualche giorno, ma che deve essere qualche giorno, non poi un rinvio continuo. All'inseguimento appunto della giustizia, però i punti di domanda si sommano. Limita il rischio di contenzioso sull'assemblea, credo, perché se non danno la sospensiva sul passaggio di proprietà, quello diventa passaggio di proprietà, quindi è efficace, e l'assemblea è efficace perché in quel momento la proprietà era quella. Se poi c'è un atto successivo che nel merito sospende l'efficacia, lì bisognerà capire se c'è un risarcimento o se c'è un ripristino della situazione ex ante, lì lo decideranno i giudici, insomma. Eventualmente qualora ci fosse una situazione di questo tipo. Quindi se fossi socio, tutto sommato preferirei votare il 3 di giugno, visto che il 2 è festa, piuttosto che aver votato il 25, col dubbio che poi magari mi annullano l'assemblea e diventa ancora più complicato. Tra l'altro stiamo parlando di una banca che è un soggetto vigilato e se le tensioni vanno oltre un certo limite, non è neanche da escludere un intervento dell'autorità di vigilanza, no? Chiaro. Che potrebbe decidere di prendere qualche provvedimento sulla governance in attesa di tornare a un ordinato svolgimento, insomma, dell'assemblea. E anche lì si aprirebbe sicuramente un altro capitolo ancora. Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi ritorniamo, sentiamo anche su questo le parole di Silvano Chiappo tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, l'OPA di Sparcasse congelata, lanciata su Civibank al centro della nostra trasmissione. Silvano Chiappo, insomma, referente dell'Associazione dei piccoli azionisti di Civibank, insomma, ragionavamo prima della pubblicità anche con il professor Miani sul fatto di quanto sia complicata tutta questa vicenda. È un congelamento, sì, però poi bisognerà vedere anche quello che succederà dopo, potrebbero esserci altri ricorsi, insomma, situazione molto molto complessa, ecco. Allora, per quanto riguarda, diciamo, l'assemblea in particolare, su cui avevo puntualizzato prima, allora c'è da chiarire un concetto. Io aderisco all'OPA, però, diciamo, il trasferimento dei diritti di proprietà dell'azione avvengono, diciamo, con il pagamento, con il conferimento e il pagamento. Fino al punto in cui questo non avviene e non è avvenuto, io sono titolare del titolo e di tutti i diritti connessi. Ecco, chi ha votato fino ad oggi ha votato in proprio, avendo la proprietà dei titoli che non sono stati trasferiti e avendo ovviamente il diritto di esprimersi, diciamo, in assemblea. Quindi, diciamo, questi due diritti che sono prevalenti, diciamo, nell'operazione
non vengono toccati dall'OPA, e quindi voglio dire, oggi mi sarebbe piaciuto, e proprio oggi diciamo, era il giorno in cui si sapeva l'esito diciamo, dell'assemblea, esattamente come si sono espressi i soci. Perché, voglio dire, abitudine che chiaramente il professor Miani ha ribadito prima, non siamo abituati a questo tipo di espressione del voto, perché da cooperativa dove c'era una testa, un voto, adesso si alzava la mano. Si alzava la mano, ma soprattutto al di là del numero delle azioni, adesso pesa il capitale, e quindi a questo punto, vuol dire, mi sarebbe piaciuto capire come i soci si sono orientati, perché questo è il rispetto per chi detiene la proprietà, altrimenti è un sopruso, cioè io non posso non ascoltare la voce di chi detiene il capitale, perché diciamo, qualsiasi organo amministrativo è un organo delegato ad amministrare gli interessi diciamo, della società. Se io non ho rispetto diciamo, di chi mi dà questo mandato, mi pare che sia veramente una cosa poco accettabile, poco democratica, e probabilmente non è molto nelle abitudini diciamo, e nelle consuetudini di questa banca, che ovviamente sperimenta per la prima volta questo tipo di votazioni. Quindi diciamo, questo lo trovo veramente sconvolgente. Posso capire, per quanto contraddittorio, quello che ho detto prima, che diciamo, la controparte prima andava benissimo e poi è diventata nemica. Posso capire diciamo, i contenuti diciamo, sotto il profilo giuridico della possibilità che una fondazione attraverso la controllata possa, tutto va bene, ma il rispetto della volontà dei soci, no, su questo mi sembra che sia offensivo, e quando si parla di banca locale e di banca del territorio bisogna sempre ricordare innanzitutto che non si può essere autoreferenziali definendosi banca del territorio senza che il territorio ti riconosca come sua banca, prima cosa. Secondo, io devo essere molto rispettoso del mio territorio, devo ascoltare, abitudine che probabilmente non è invalsa in questa società. Forse dobbiamo ritornare a fare un passo indietro, professor Miani, all'epoca dell'aumento di capitale, dove di fatto Civibank non è riuscita a trovare sul territorio quel capitale che sarebbe servito, allora ha chiesto l'aiuto a Sparcasse, che ha finanziato salendo naturalmente di numero di quote e arrivando a quel 17%, per il quale poi la vigilanza ha detto insomma così non siete niente, quindi o salite ancora o altrimenti così insomma diventa una governance difficile da capire. Ecco, è lì che è mancato il territorio, più che forse adesso. Certo, è mancato lì, ma devo dire che al di là di quello che può essere il ruolo della vigilanza, che sicuramente nel settore bancario è molto importante, anch'io se fossi azionista al 17% e il successivo fosse all'1% o quello che è, mi porrei il problema. La governance a quel punto si vota e probabilmente assumerei il controllo degli organi. Insomma, se fossi un azionista col 19, se fossi un azionista col 2,3 farei un ragionamento diverso. Quindi probabilmente inizialmente non sarebbe dovuto andare così, forse l'idea era che entrasse questa banca per fare delle attività insieme, delle sinergie, ma con quote molto minori. Poi evidentemente qualcosa non ha funzionato e hanno preso delle quote maggiori del previsto, quindi l'ottica è un po' cambiata, no? Immagino sia successo questo, perché altrimenti non si comprenderebbe insomma, la situazione. È chiaro che uno non sta con quasi il 20% dormiente, insomma. Questo è comprensibile. CDA di Civibank insomma, ha sempre sottolineato come insomma, nei patti inizialmente insomma, ci fosse l'idea di una partnership, di una collaborazione, però insomma, non si aspettavano l'OPA, che infatti poi hanno definito ostile. D'accordo, ma voglio dire, se ci fossero degli altri soci col 30-40%, uno anche col 20% ci sta e negozia le condizioni di collaborazione, ma se si trova al 20% e tutti gli altri molto indietro, si pone il problema di assumere un ruolo. Poi che lanci l'OPA o forse avrebbero potuto fare una politica più subdola, aspettare l'assemblea, prendere il controllo dell'assemblea e dopo eventualmente lanciare l'OPA. Però voglio dire... Questo tema dell'autonomia, professor Miani, insomma, che viene insomma, sventolato come una bandiera, una resistenza, insomma, sicuramente 130 anni banca di Cividale, il fatto che insomma, sia l'ultima banca indipendente friulana, ecco, quanto la convince? Cioè è una difesa di facciata o è reale?
Allora, qui c'è un problema di territorio e c'è un problema di gestione delle banche, sono due aspetti, tutti e due rilevanti. Nell'ottica di gestione delle banche sul mercato sta chi è in grado di starci, quindi non è un discorso politico, è un discorso tecnico. Quindi la concorrenza è sempre più alta, bisognerebbe avere delle quote di mercato significative. Qui da noi c'è stato un giro di popolari e non sono riuscite a aggregarsi, c'è stato un giro di cassa di risparmio e non sono riuscite a aggregarsi. Alla fine adesso ci sono le BCC e io temo che per questioni immaginabili non faranno nei tempi che sarebbero auspicabili dei rafforzamenti significativi. Io spero ancora che li facciano, ma non vedo molto all'orizzonte, quindi il rischio è che poi anche nel mondo delle BCC, nei due gruppi, non possano fare un gioco da player neanche sul nostro territorio, se rimangono ognuna insomma, per conto suo, nei due gruppi intendo, no? Quindi questo è un rischio di impoverimento. L'autonomia bisogna guadagnarsela giorno per giorno, essendo più bravi degli altri, credo. Per una banca essere più bravo degli altri, dove ci sono competitor nazionali e internazionali, vuol dire inventarsi anche qualcosa, nel senso che se io voglio fare concorrenza a San Paolo Intesa, facendo quello che fa San Paolo Intesa, ho perso da subito, dovrei cercare di agire in modo diverso, nel relazionarmi con i clienti, nel fare anche banalmente, umilmente, nel rinunciare a fare certe cose dove la partita non ci può essere e magari abbattendo i costi, rinunciando a fare certe cose. E dico vai da San Paolo Intesa a fare questo, che io non riesco a farlo a condizioni competitive, però su altre cose ti do un servizio migliore, più diretto, più legato a conoscenze dirette. Che è quello che poi alla fine imprese e famiglie chiedono molto spesso, no? Perché il rapporto anche con la banca è un rapporto di fiducia, se cade la fiducia... Io sono più di 35 anni che studio le banche e ancora quando ho cominciato dicevo non è possibile all'epoca che uno entra in una BCC, allo sportello o alla Comit e gli sembra di essere in banca. Cioè dovrebbe entrare in due posti che sono all'opposto, che sono due mondi diversi. Certo. E allora uno entra dove gli serve, ci sarà quello che ha bisogno di andare alla volta alla Comit, oggi sarà San Paolo piuttosto che l'Unicredit, che l'Agricole, perché ha relazioni internazionali, perché ha certi tipi di problemi, fermo che queste fanno un po' di tutto, e uno invece che vuole un contatto diretto, personale, che ha problemi di portata diversa, si trova meglio. Voglio dire, è un'attività economica, è come quando vai a comprare un vestito o comprare qualsiasi cosa, c'è chi va al centro commerciale, chi va nella boutique, chi va dal sarto, e invece qui purtroppo, forse anche un po' a causa qualche volta della vigilanza, sono tutti quasi omologati, quindi competere con un colosso, non essendo un colosso, lo puoi fare solo se sei arroccato, ma essere arroccato vuol dire che devi avere una quota di mercato bulgara nel tuo territorio. Avrebbero potuto farlo sia le casse di risparmio sia le popolari, secondo me, nel tempo, se si fossero aggregate, ma non hanno mai fatto e quindi non abbiamo un player fortissimo. I due gruppi delle BCC sono abbastanza radicati, però anche se li giocano separati, alla fine prima o poi ci sarà qualche BCC fuori dal territorio che un po' alla volta verrà a raccogliere. Temo, quindi anche qui veramente è l'ultima spiaggia quella delle BCC, secondo me, perché le BCC hanno una certa quota di mercato importante, hanno una presenza come gruppi, tutti e due, che copre quasi completamente il territorio, quindi sarebbe una bella partita avere una banca per gruppo o al massimo due per gruppo, con un presidio forte, se la potrebbero giocare dentro il gruppo, avendo un peso nel gruppo. Non è fiducioso però, dentro il gruppo non è fiducioso che sia questo però l'approdo, mi pare di capire, no, la speranza. Il problema è che anche quello che è nel consiglio della bocciofila non vuole perdere
il ruolo e allora, non so, è un gioco che non mi piace, insomma, io non sono un esperto di governance, ma a volte penso che bisognerebbe quasi regolamentarla, perché se la lasciamo a questi giochi diventa un po' difficile, insomma. Concetto chiarissimo, grazie, ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria tra poco. Ultima parte di Economai FVG, Chiappo, io le chiedo questo, insomma abbiamo analizzato un po' quelli che possono essere gli scenari futuri, poniamo il caso che l'OPA venga annullata e quindi si ritorni alla situazione precedente, a quel punto lì secondo lei che cosa farebbe Sparcasse? Ma è un po' difficile, diciamo, fare ipotesi sia per conto terzi sia, diciamo, verso uno scenario che diciamo, non riusciamo a immaginare in questo momento. Certo è che creerebbe un disagio un po' per tutti, da cui mi pare un po' complicato venirne fuori, ecco, per cui diciamo, sommare ai tanti problemi che già esistono anche questo generato fra l'altro da una controparte mi pare veramente un po' paradossale. Se invece mi è permesso sul discorso dell'autonomia di aggiungere qualcosa. Prego, certo. Allora, diciamo che io ho la fortuna diciamo, di aver vissuto varie vite professionali, quindi ho fatto quasi 30 anni alla Banca di Cividale e devo dire che quando parlo di autonomia e di identità mi sento ovviamente molto coinvolto e quindi diciamo, è una passione innata, fa parte diciamo, di una componente della mia vita importante. Poi ho lavorato diciamo, in Friuli sotto diciamo, il controllo di Intesa e dopo di Crédit Agricole e poi ho lavorato con Crédit Agricole direttamente diciamo, diretto da Parigi e devo dire che sostanzialmente se devo fare un po' dei confronti di quali sono le situazioni, di come deve porsi diciamo, una banca in questo momento, devo dire che una banca come la Cividale, nonostante ci siano le tendenze o diciamo, a fondersi oppure a restare autonome in maniera molto secca e distintiva, secondo me c'è uno spazio per banche di medie dimensioni che oggi coprono diciamo, delle esigenze che non sono quelle delle BCC, che devo dire per conto loro lavorano molto bene e hanno fatto un salto di qualità per quanto discutibile, anche lì non sono riusciti a fare un gruppo solo, eccetera, eccetera, che hanno delegato le attività diciamo, che non sono a valore aggiunto per il mercato, ma sono costose in termini di struttura a quello che è l'organizzazione centrale, concentrando le loro forze diciamo, su quello che è il servizio al cliente, che diciamo, è quello che fa la differenza, a costi sicuramente convenienti. Perché? Perché sommano diciamo, la sinergia di costo, di costi improduttivi e diciamo, concentrano la loro forza di fuoco diciamo, sul mercato. Quindi diciamo, è un modello, secondo me, che non bisogna trascurare, cioè della serie, quando noi parliamo di BCC oppure dell'ultima banca autonoma, eccetera, eccetera, dimentichiamo che esiste una componente, altro che se autonoma, molto diffusa, che è quote di mercato importanti. Per dire, Crédit Agricole, che è la prima banca per patrimonializzazione in Europa, è controllata dalle casse regionali che sono la somma delle BCC e hanno comprato, come se in Italia avessero comprato la Comit e le grandi banche BNL e quant'altro, per dire che i modelli non sono mai scontati, basta l'intelligenza di applicarli e soprattutto anche di fare qualche passo indietro quando si tratta di lasciare qualche posto libero. Quindi lo spazio di oggi della Banca di Cividale sarebbe proprio per quella fascia intermedia che non è delle grandi banche ma non è neanche delle BCC, diciamo organizzandosi in maniera diversa, ovviamente per dimensione la somma di due banche con Sparcasse io la vedo ideale, perché? Perché sono tutte e due molto rispettose di quello che è la cultura del territorio. Penso Sparcasse ancora più di noi, ha delle quote di mercato in Alto Adige che sono esagerate se le riferiamo al nostro mercato. Quindi altro che se è attenta al territorio, ma allo stesso tempo diciamo, ci sono delle competenze professionali che possono fondersi, ci sono delle sinergie di costo, ma soprattutto quello che è mancato diciamo, in Banca di Cividale, e lo dico guardando sotto l'aspetto tecnico di quello che mi appartiene, è la specializzazione del mestiere, perché vuol dire c'è qualità dei servizi e c'è prezzo. La qualità dei servizi non può essere demandata al direttore di filiale generico che deve trattare dal privato alla grande azienda.
È da 30 anni ormai che le banche si sono specializzate per mestieri, per canali distributivi, per cui anche le professioni, quale l'avvocato, il commercialista, oggi ha dovuto specializzarsi. Qui invece si parla tanto in termini comunicativi, banca del territorio, autonomia e quant'altro, e non si è investito nella formazione e soprattutto nel creare una struttura che sia adeguata al proprio mercato, andando a definire anche qual è il proprio mercato. E poi c'è un altro aspetto, è l'asimmetria dimensionale, io la definisco così. Cos'è l'asimmetria dimensionale? Anche un'azienda media, diciamo oggi, per sopravvivere molte volte è internazionalizzata, della serie o ha delocalizzato la produzione o ha delle reti di vendita a livello internazionale e quindi ha delle complessità, ma anche ha maturato delle competenze, una cultura d'azienda di un certo tipo. Se io non riesco a intercettare queste necessità, io posso essere anche una banca piccola, media e nel sentire comune anche più attenta nell'ascolto delle esigenze del cliente, ma se il cliente pur piccolo ha avuto un upgrading sotto il profilo delle qualità aziendali e delle necessità aziendali molto più veloce della mia, non siamo più sintonizzati, quindi voglio dire, questi sono gli aspetti su cui bisogna concentrarsi e investire. Quindi io credo, visto che un po' la struttura, Cividale la conosco, ma anche ho avuto modo di conoscere Sparcasse, penso che questo è lo sforzo comune proprio di mettere in cantiere un progetto che porti le migliori competenze al mercato. Questo è. Senza mercato noi non siamo nessuno in economia di mercato. E quindi questo è il grosso sforzo di umiltà, di valorizzazione delle persone che vogliono rimettersi in gioco, e c'è spazio per tutti, perché in questo progetto non è che si va a chiudere qualcosa, ma addirittura si dovrebbe andare a occupare nuovi spazi insieme. Quindi si aprono anche prospettive professionali per chi vuole mettersi in gioco, e qui sottolineo, perché chi viveva tranquillamente la situazione attuale che portava... Parliamo di dipendenti, per essere chiari. Sì, certamente, che portavano solo soluzione, che prima o dopo la banca non sarebbe esistita più, no? Perché se io non mi aggiorno, io invecchio nel modo di concepire, la cultura aziendale non si adegua alle nuove necessità, e quindi vedo in questo progetto, proprio perché nessuno dei due può annullare la competenza dell'altro, sia per conoscenza del territorio, perché io non riesco a immaginare uno che viene da Bolzano gestire una filiale a Udine, no? Questo lo capiamo molto bene, ma anche tante competenze che a Cividale ci sono, che probabilmente non ci sono a Bolzano. Tanto per dire, una cosa che ha dichiarato proprio anche Sparcasse, Cividale ha una società di leasing che funziona benissimo e che sostanzialmente Sparcasse non ce l'ha. Quindi voglio dire, immaginiamo questa parte aziendale evoluta, che ha portato 3 milioni di utile fra l'altro su 14 nel 2021, no? Quindi una componente anche economicamente importante, che è messa a servizio di un territorio più ampio. Ma quali spazi possiamo dire? Per dire anche come mettere in comunione i valori non significa azzerare, quindi quando parlo di autonomia, se una visione chiusa non porta beneficio a nessuno, né ai clienti né ai dipendenti. Grazie, siamo quasi in chiusura, professor Miani. Sarebbe un'unione che farebbe bene a entrambi, il ragionamento che faceva Chiappo la convince? Ma è evidente che se Sparcasse vuole essere della partita, ha tutto l'interesse a sviluppare sul territorio la realtà che vuole comprare, altrimenti non avrebbe senso, butterebbe via i soldi. Quindi da questo punto di vista, come volontà credo ci sia dietro. Poi bisogna vedere se ci riesce, perché mentre in Alto Adige ha una quota di mercato quasi bulgara, qui parte da una quota di mercato abbastanza bassa, quindi c'è molto da fare, è un gioco complicato e faticoso, conquistare il mercato locale non è facile. Civibanca è fortissima in piccole aree del territorio, poi ha una quota di mercato in tutta la regione, qualcosina in Veneto, ma non è comparabile, quindi c'è un lavoro di trincea, penso, che richiederà anche diverso tempo e non è scontato che si riesca a fare. Sì, qualche risultato verosimilmente ottenibile, ma pensare di arrivare
anche non al livello che hanno in Alto Adige, ma insomma qualcosa di simile è molto impegnativo. Quindi... Insomma la sfida sicuramente c'è anche naturalmente da questo punto di vista, prima però c'è la partita giudiziaria, insomma siamo in chiusura di trasmissione, però insomma lo ricordiamo, aspettiamo almeno fino al 31 di maggio e insomma massimo i primi giorni di giugno forse ci dovrebbe essere anche insomma la svolta da una parte o dall'altra di questa vicenda insomma che tanto ha appassionato il mondo della finanza, della politica, anche della nostra regione in questi mesi. Grazie mille. Se mi lascia una battuta, sì, magari la prossima volta non chiamate più me che mi occupo di gestione degli intermediari, ma bisogna cominciare a entrare nell'ordine di idee di chiamare qualche mio collega storico-economico che vi racconta... Anche in retroscena e tutto il quadro? No, che vi racconta qualcosa che ormai è storia, non è più attualità, nel senso che speriamo se di no. Continuiamo così, delle banche locali se continuiamo così faremo diventerà la storia. Non... Prendiamo la battuta per buona, grazie al professor Stefano Miani, grazie anche a Silvano Chiappo per essere stato con noi. No. Velocissimo perché siamo allora, proprio... No, mi mancava questo, quando parliamo di una banca diciamo media, e che ha anche un prezzo leggermente superiore, cosa comprende quel prezzo maggiormente superiore? La consulenza. Una grossa azienda ha un suo responsabile finanziario che è perfettamente in sintonia professionale con la controparte. Il piccolo, che non è molte volte strutturato, ha bisogno di qualcuno che lo ascolti in più. Questo piccolo prezzo che il cliente è disposto a pagare in più è la vera consulenza reale. Sì, insomma è l'esempio che si fa tante volte quando si va a comprare un vestito in un negozio magari del centro, quando lo si fa magari online, diciamo così. È finito il tempo a disposizione, grazie tante al professor Stefano Miani e a Silvano Chiappo, grazie a Simone Caramaschi in regia, finisce qui questa puntata di Economai FVG, grazie a voi per averci seguito, buona serata.